Siamo nel paesino di Torlano, una frazione del comune di Nimis. Dietro a me ci sono delle colline e degli splendidi boschi. Dobbiamo tornare indietro di 78 anni e quindi andare al 1944. È il mese di agosto, in quell'anno l'Europa è in fiamme. Che cosa sta accadendo in quel periodo? Gli anglo-americani sono arrivati a Parigi, gli anglo-americani sono arrivati anche a Firenze, i russi sono arrivati a Bucarest e praticamente i tedeschi si stanno ritirando dalla Grecia. Quindi il quadro bellico si sta delineando nettamente sfavorevolmente verso i nazisti. Ora stiamo per arrivare al cimitero di Torlano, dove sono sepolte le vittime dell'eccidio. Qui dentro sono sepolte le vittime di quello che verrà chiamato l'eccidio di Torlano. La tragica contabilità è di 33 civili barbaramente uccisi, di cui tra l'altro purtroppo anche tanti bambini. Ci sarà anche un morto successivo, un sopravvissuto, non riuscendo a tenere dentro di sé il dolore, si suiciderà circa un anno dopo. Sarà un morto di conseguenza, quel ragazzo aveva 21 anni. Che cos'ha di particolare la strage di Torlano? La strage di Torlano è dentro un fascicolo che stranamente è stato archiviato nel gennaio del 1960, un'archiviazione provvisoria. Però nel 1994 in un archivio della Procura Militare di Roma si trovano dei fascicoli, centinaia di fascicoli che riguardano stragi naziste. Il responsabile però di questa strage efferata è un maresciallo tedesco. Il nome c'era già all'epoca perché era stato protagonista di altri episodi drammatici in Friuli. Si mette in moto la macchina della giustizia militare, però ormai è troppo tardi, i responsabili sono già morti. Un libro per ricordare un'efferata strage nazista, dimenticata ma tornata agli onori delle cronache qualche decennio dopo. Non solo la strage di Torlano, parlo anche di tanti altri episodi, ma soprattutto anche analizzo i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi nazifasciste messa in piedi dopo il ritrovamento di fascicoli che erano stati occultati. Le ragioni dell'occultamento, gli interessi internazionali, le relazioni, di questo parlerà questo libro. Il finale non è un finale allegro, perché il risultato è che i responsabili di tutto questo non hanno pagato.